Amici di Bella Sicilia, questa è la nostra casa d'inverno. Questa si chiama Angerata. Mi hanno insegnato i miei zii e mio nonno. E da lì è iniziato il sogno. Queste sono le mie amate capre. Oggi lo stiamo caseificando, stiamo rompendo la cagliata. La mattina ci alziamo alle 5, facciamo la mungitura che la facciamo manualmente. Nel latte mettiamo il caglio. Appena coagula mettiamo l'acqua calda, 90 gradi, e rompiamo la cagliata. E una volta rotta la cagliata separiamo la parte solida dalla parte liquida. La parte liquida la mettiamo in un'altra pentola per fare la ricotta e poi aggiungiamo il latte con il sale. E poi la parte solida è la tuma che noi mettiamo nelle vascelle. La prima volta a fare la ricotta è stata a 6 anni. 6 anni. È stato bellissimo la prima volta. Chi ti ha insegnato? I miei zii. I miei zii e mio nonno. Ok, ci siamo. Ora mettiamo la parte liquida nell'altra pentola per fare la ricotta. Questo è gelato. Sto stringendo un po' per fare fuoriuscire ancora la parte liquida, la lacciata noi la chiamiamo. Questo è un coltello antico che ha fatto mio nonno. Ora la taglio in modo che mi viene più facile prendere. La volete qualche pezzettino? Pecora e capo. Ah, insieme? Sì. Ah, quindi misto. Quindi questa è la tuma, caramello? Sì, questa è la tuma. Poi questo lo mettiamo a cuocere, poi quando estraiamo la ricotta dopo lo mettiamo a cuocere nel siero. E possiamo fare primo sale, stagionato. Base alle esigenze. Queste sono le esigenze del cliente. Che latte abbiamo utilizzato? Latte di pecora e capra. Caramello è un lavoro che bisogna fare con tanta passione. Tanta passione, se non c'è passione non possiamo fare niente. Ad esempio io ho tanta passione. Quindi questo è il lavoro che vorrei fare anche da grande. Sì, sì. Quanti anni hai oggi? Io oggi ho 19 anni. Sì, sì. Da una vita che vengo qua e lo amo questo lavoro. Quindi si continua a lavorare in maniera artigianale come una volta? Sì, sì, con i metodi tradizionali. I metodi tradizionali non si devono perdere. Anche tu porti avanti questa attività? Sì. Ma poi dove lo vendete? No, in questo momento stiamo facendo prendere forma alla tuma, in modo da prendere la forma della mascella noi stessi. È molto calda. Sì, sì, è caldissima, è molto calda. Ok. No, questo si fa per la ricotta sempre. Lo filtrano di nuovo e va per la ricotta. Abbiamo messo tutto il siero, ora fra un po' mettiamo il sale e il latte. Queste sono le mie amate capre che pian piano sto crescendo, le amo. La mattina ci alziamo alle 5, facciamo la mungitura che la facciamo manualmente e poi portiamo il latte qui per appunto caseificarlo e mettiamo il caglio. Aspettiamo mezz'oretta che coagula e poi facciamo riscaldare l'acqua a 90 gradi e una volta che coagula il latte aggiungiamo l'acqua calda in modo che separiamo la parte liquida dalla parte solida. La parte liquida la utilizziamo per fare la ricotta, invece la parte solida facciamo la tuma, poi possiamo fare il formaggio primo sale o stagionato. E invece dalla parte liquida aggiungiamo il latte e il sale per, appunto, per fare la ricotta. A soli 6 anni già ho fatto
appunto la prima pecora. Per me è stato un momento speciale, è un sogno è stato. E ho fatto la prima coagulazione. Mi hanno insegnato i miei zii e mio nonno e da lì è iniziato il sogno. Ci vuole tanta passione, se non c'è passione non si può fare niente. Appena finisco la scuola vengo a lavorare qua nella mia amata azienda. Voglio restare qua a Geraci. Qua nella nostra azienda abbiamo un allevamento ovi-caprino, abbiamo pecore e capre. Questo è un facele, è un recipiente antico fatto di rame. Qua ora mettiamo la ricotta, si chiama azzarbina, se aggiungiamo il pane si chiama azzarbina. La colazione dei pastori. Con un po' di ricotta di questo, un facele di ricotta di questo, in mezzogiorno. Già, è mangiato, non c'è bisogno più di mangiare. Quindi la ricotta è pronta? Sì, sì, è pronto. Ma vuoi un po' di ricotta calda con le uova? Io sì, però. Il mio desiderio più grande, così come lo era anche per mio nonno, è quello di veder crescere questa azienda, cercando appunto di non abbandonare le nostre radici e integrando nuove tecnologie e pratiche sostenibili. Mi sono laureata circa un annetto fa in Scienze e Tecnologie Agrarie e adesso sto proseguendo gli studi per prendere la laurea magistrale in imprenditorialità e qualità del sistema agroalimentare. L'obiettivo è quello di portare avanti la tradizione, ma anche nel segno dell'innovazione. Sì, sicuramente. Noi qua a Geraci abbiamo la tradizione delle campane. A un anno e mezzo iniziamo a produrre latte. Facciamo la mungitura manualmente. Fra poco ci ripartiremo per la transumanza e lasceremo i nostri pascoli di marina e saliremo ai pascoli di montagna. Tutti i pastori ci teniamo tantissimo per questo suono di campane, ogni pastore ha il suo suono di campane e saliremo tutti in montagna. Ogni mattina facciamo la mungitura, facciamo la tuma, facciamo la ricotta. Non c'è tempo libero, H24, 365 giorni all'anno siamo sempre occupati con il nostro gregge. È bello vedere però tanti giovani che partecipano all'attività dell'azienda. Sì, noi abbiamo la fortuna, io e mio fratello, perché abbiamo un nostro nipote che ci sta seguendo dietro e ha questa bella iniziativa che vuole portare anche avanti. La transumanza è diventata una bellissima festa di attrazione di turisti. Come vedi qua abbiamo tutti questi turisti che sono qua, sono venuti proprio apposta per la festa della transumanza e degustare questi nostri prodotti. Salve, ha gustato la ricotta? Sì, buonissima. Da dove arriva? Da Catania. Da Enna, perché sono tornata perché mi è piaciuta tanto la transumanza e la voglio rivedere. Caramello, queste sono le tue pecore? Sì, queste sono le mie pecore. Stanno lasciando il pascolo di marina per andare nei pascoli di montagna, pascoli verdi, più freschi. Ma quanti sono? Questi sono circa un 350. Ehi! Stiamo per far uscire le capre, portarle ai pascoli. I metodi tradizionali io non li voglio perdere, li voglio rendere sempre vivi, come mi ha insegnato mio nonno e i miei zii, che mi continuano a insegnare sempre.